Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Forza Napoli per sempre. Inter, campione nel deserto. Questo è il titolo dell'editoriale di Michele Criscitiello per Sport Italia, incentrato sulla squadra di Chivu. La critica che molti interpretano come diretta a Chivu è semplicemente una riflessione che merita un approfondimento, ma che non si coglie. Traduzione. Vincere lo scudetto quest'anno non ha significato molto. L'accusa contro gli avversari. Criscitiello scrive: se prima eravamo la terza o quarta squadra migliore ai mondiali, ora siamo molto indietro. E a anni luce da chi gioca vero calcio. È colpa dell'Inter? Certo che no, è colpa del Milan, che sta combinando questo pasticcio, pur avendo partecipato a una sola competizione. È colpa del Napoli, umiliato in Europa e incapace di ripetersi in Serie A. Gli infortuni non possono essere la scusa, ma una delle cause. Il fallimento della Roma nella corsa allo scudetto era prevedibile, ma l'obiettivo dovrebbe essere la Champions League. Noi ci siamo divertiti contro il Como. Un piccolo club ricco che ha speso tanto, ma non raggiungerà mai il suo obiettivo finale, perché una crescita rapida e improvvisa non fa mai bene nel calcio. Dopo il pareggio 0-0 tra Cremonese e Torino, valido per la 33esima giornata, l'allenatore della squadra di casa, Marco Giampaolo, ha tenuto una conferenza stampa. Ecco le sue parole, tratte dall'editoriale di cuoregrigiorosso.com a partire dal gol annullato. Sembra un'autopsia in un'azione. Cerchiamo di capire perché il paziente è morto. Per me Baschirotto è arrivato prima sul pallone, ma analizzare l'azione ora, qui, non cambia nulla. La partita è finita in pareggio, devo voltare pagina. Come ti preparerai per la partita contro il Napoli? Siamo in un momento della stagione in cui bisogna stare attenti a non sottovalutare nessun avversario, ma anche a riconoscerne i punti di forza. Nel calcio può succedere di tutto, bisogna prepararsi bene per la partita. Possiamo sperare di tornare a Cremona con un risultato positivo. Nel calcio niente è scontato. La squadra deve rimanere ottimista. A mio avviso abbiamo dato tutto, ma non è bastato. Abbiamo segnato un gol, abbiamo avuto una buona presenza in campo, ma abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto a livello mentale. Abbiamo creato delle occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Potrebbe essere stata la mancanza di concentrazione a causare quel primo tempo? Sono qui da circa un mese. Ieri ho parlato con la squadra e ho detto loro che finora non hanno sprecato un solo allenamento. Non posso lamentarmi di nulla. La squadra è molto educata e precisa. Ieri mattina ho notato un po' di preoccupazione, ma è normale. Tutte le squadre che lottano per questo obiettivo, a questo punto della stagione, sono preoccupate. Ho percepito un accenno di preoccupazione ieri per la prima volta, all'inizio del primo tempo. Nell'intervallo ero infastidito dalla squadra, perché questa è la strada che dobbiamo seguire. Sono con loro, finora mi hanno dato soddisfazioni. A mio parere, l'unico errore che abbiamo commesso finora è stato a Cagliari, dove non siamo riusciti a reagire per 20 minuti. Sanabria non ha convinto. Duric avrebbe potuto entrare prima? Sanabria è tecnicamente forte, conosce il gioco, sa come si gioca a calcio. È un giocatore che ha bisogno di fiducia. È così che funziona nel calcio. Penso che sia un giocatore eccellente. Duric è entrato negli ultimi 10 minuti? Il Torino si è chiuso troppo in difesa. Avrebbero dovuto far entrare un giocatore bravo di testa. Il Torino era molto arretrato. Avrebbe potuto risolvere qualche problema in più. Devo analizzare i 95 minuti e capire su cosa devo lavorare, ma non ho nulla da criticare alla squadra. Bondo avrebbe dovuto tirare? Sì, e Bonazzoli non avrebbe dovuto tirare, ad esempio, alla fine. Sono decisioni che prende un giocatore. Cremonese ha lavorato con Bonazzoli e 2 attaccanti. Sei d'accordo? Non potevo sbilanciare la partita fin dall'inizio. Non potevo alimentare l'inerzia mentale che già esisteva nella squadra fin dall'inizio. Sto cercando di ristabilire l'equilibrio con l'ingresso di Van de Putte a centrocampo. La sostituzione di Okereke va contestualizzata ogni volta. Questa era una partita che avremmo potuto vincere anche all'80 grado minuto. Ho detto alla squadra che questa partita si poteva vincere passo dopo passo.
La partita è fatta di tanti fattori e ho pensato che Okereke fosse la scelta giusta. Vardy tornerà venerdì? Non lo so. So che Male tornerà, scontando la fine della sua squalifica. Non credo che Vardy tornerà. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!